Preso al volo Dario Lazzarin, che dire, è un'eccellenza del nostro Polesine, giocato in Serie B, ancora dentro nel mondo dello sport, e oggi è qua a Taglio di Po per seguire i piccolini. Cosa vuol dire fare lo sportivo tutta la vita come te? Ma certo, dedicare appunto la mia vita a quella che è stata la mia passione fin dall'inizio e quindi continuare, ed è bellissimo poter ritornare qui, e ringrazio naturalmente la Tagliolese, Luca Modena, il presidente, che mi continuano da qualche anno a dare questa opportunità di organizzare il camp. Il camp, terminate le attività, diciamo che quest'anno invece diventa per noi e per la Tagliolese il camp di ripartenza dopo il Covid. Tu hai giocato fino in Serie B col Brescia, sei stato il coach anche del Chievo, quindi decisamente hai una carriera sportiva importante. E lo sport com'è cambiato in questi anni da quando hai cominciato tu? Ma lo sport è sempre, per chi lo pratica, per noi che siamo dentro, resta sempre la stessa cosa iniziale di divertimento e di passione, diciamo così. Io sono nato qua nella Virtus ancora tanti anni fa, nella Virtus appunto di Taglio di Po. Da qui dopo sono andato nell'Adriese, e da Adria sono poi dopo nel Brescia, e da lì poi è iniziata la mia carriera da professionista. Però diciamo certi valori e certe cose iniziali profonde che ci sono in ognuno di quelli che lo praticano rimangono sempre queste. Dopo bisogna dare una mano e organizzare l'attività, diventare un po' più professionali, come si dice, professionisti per gestire bene le cose, ma lo spirito di fondo è sempre quello, cioè per noi, diciamo così, utilizzare il gioco del calcio, che è la nostra passione, per promuovere un'attività, e soprattutto un'attività sportiva molto importante per i ragazzi di quest'età. Ecco, ultima domanda, anche provocatoria: procuratori, croce bravo. o delizia? Ma cosa vuoi, fa parte del mondo, il mondo si evolve, cambia sempre, bisogna essere sempre accettare i cambiamenti, non bisogna rimanere dietro. Adesso ogni ragazzo, ogni giocatore ha, diciamo così, il suo agente, che è importante per promuovere la propria professione, quindi bisogna convivere e imparare a gestire questa cosa, insomma, ma è normale. Grazie Dario, come sempre complimenti, grazie anche da Tagliolese per tutto quello che fai, e niente, buon sport. Grazie a voi, ed è sempre un bel piacere tornare qua e tornare a Taglio di Po.